L'Agregas non riesce più a vincere. L'ultima volta è stata il 5 novembre contro la San Cataldese ed il pari esterno con il San Luca ha messo in evidenza la poca pericolosità del reparto avanzato. Purtroppo la compagine dei Templi, malgrado abbia presentato un centrocampo esperto con Sciama, Garuffo e Sanseverino, ha costruito poco per servire degnamente l'attaccante Leuca. Primo tempo opaco per la compagine dei Templi che ha rischiato lo svantaggio su una conclusione di Ficare che ha colpito il palo. Troppo statica e macchinosa, l'Agregas non riusciva a giostrare bene sulle fasce. Da menzionare solamente una conclusione pericolosa di Di Mauro al 15° e un'altra di Giama su punizione al 43°. Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni e con l'entrata di Grillo, Marrale ed Inserillo, l'11 di Coppa sembra avere acquisito una maggiore dinamicità. Infatti si intravedono più puntate verso la porta avversaria, tant'è che un gran tiro di Grillo colpiva i legni della porta avversaria. Un pari che alla fine ci sta tutto e permette ad entrambe le contendenti di compiere un piccolo passo in avanti. Nel contempo scontenta maggiormente l'ambiente biancazzurro che con il San Luca meditava ben altro risultato. Con i 9 innesti arrivati in settimana la squadra dovrà essere rodata meglio e solo con un lavoro costante e certosino si potranno raggiungere i risultati sperati. Al giro di boa del girone di andata mancano appena un paio di gare. Domenica arriva il Siracusa all'Esteneto e poi mercoledì 20 dicembre si giocherà l'ultima trasferta dell'anno a Portici e solo allora si potranno trarre le prime conclusioni. L'unica gara terminata sul nullefate è stata proprio quella tra San Luca ed Agregas. Le altre in programma infatti hanno registrato dei gol, ma vediamo quali sono stati i risultati. A Ciriale batte Canicati 1-0, a Gioia Tauro Ragusa batte Gioiese 4-1, il Trapani è passato a Licata per 2-1, il Portici ha stravinto con il Castrovilla per 5-0, Reggio Calabria Locri 1-0, San Luca Agregas, come avevo detto poc'anzi, 0-0, Siracusa Vibonese 2-2. Per quanto riguarda la classifica generale, il Trapani, vincendo fuori casa con il Licata, si porta a 4 punti di vantaggio su Siracusa, che ha diviso la posta in palio con la Vibonese. L'Agregas si ritrova all'8° posto in una zona maggiormente più tranquilla. L'ultimo risultato riguarda la San Cataldese che è andata a vincere contro ogni pronostico sul campo della Nuova Egea. Hanno riposato Real Casalnuovo e Sant'Agata. Mister Marco Coppa, un commento su questo pareggio, l'approccio è stato dei migliori, meglio l'Agregas della ripresa? Sì, assolutamente sì, diciamo che ci aspettavamo una partita dura, tosta, contro una squadra che devo dire che credo che sia risorta in maniera definitiva, purtroppo voglio dire l'abbiamo beccata noi, ma è una battuta, in un momento, come ho detto alla vigilia, in un momento positivo che loro stanno attraversando. Questi ragazzi avevano tanta voglia di mostrare la nuova proprietà, i nuovi dirigenti, con alcuni nuovi acquisti. Noi abbiamo fatto sicuramente meglio al secondo tempo. Per me è un punto importante perché secondo me sarà difficile andare a conquistare punti fuori casa contro il San Luca, adesso contro questo San Luca, per cui per me oggi è un punto importante guadagnato in questo campo. Perché questo primo tempo poco brillante dell'Agregas e tanti errori in fase di possesso palla? Sì, è vero, oggi ragazzi, nonostante noi siamo una squadra che sul fraseggio cerchiamo di costruire un po' la nostra forza, abbiamo sbagliato tanti passaggi soprattutto in mezzo al campo. Poi invece cosa che abbiamo fatto molto bene nella ripresa e l'abbiamo fatto anche con una certa intensità, una certa velocità e lì probabilmente ho detto ai ragazzi nello spogliatoio l'ultimo quarto d'ora se ci avessimo creduto un po' di più avremmo portato secondo me la partita a casa e forse a quel punto inconsciamente i ragazzi hanno pensato va bene, portiamo a casa un punto che è comunque un risultato positivo, però io sono convinto che se ci avessero creduto un tantino di più avevamo la partita ormai in mano, l'ultimo quarto d'ora 20 minuti. Ecco, questo punticino che valore ha, che importanza ha per la classifica dell'Agregas? Te l'ho detto prima, a prescindere dalla classifica, che credo che anche per quanto riguarda la classifica, per i risultati che mi hanno detto, credo che sia comunque sempre importante.
ma è un punto però conquistato fuori casa contro una squadra che non è assolutamente, come qualcuno definiva, una squadra morta, assolutamente il contrario, quindi secondo me oggi siamo venuti a prenderci un punto, molte squadre gliele lasceranno qui i punti.